Martedì mattina, al centro congressi della Fiera di Padova, l'assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato ha consegnato le targhe di riconoscimento a 146 artigiani veneti che, grazie alla loro esperienza e alla capacità di tramandare il mestiere, sono stati insigniti del titolo di maestro artigiano. L'iniziativa avviata dalla Regione Veneto celebra la centralità del ruolo artigiano nella comunità e nella trasmissione di competenze alle nuove generazioni. Marcato, rivolgendosi ai premiati, ha sottolineato l'importanza della figura dell'artigiano per la crescita del territorio. Questi riconoscimenti sono più che mere targhe, rappresentano il nostro impegno a valorizzare una tradizione che fa del Veneto una delle locomotive economiche d'Italia. Grazie al vostro saper fare e all'insegnamento che offrite ai giovani, rappresentate l'antidoto alla fuga dei giovani e contribuite al futuro di questa regione insieme a Lombardia ed Emilia-Romagna. Presenti alla cerimonia anche il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, alcuni consiglieri regionali e i rappresentanti delle associazioni di categoria della Camera di Commercio di Padova. L'incontro ha anche evidenziato l'impegno della Regione a sostegno delle imprese locali. Dal 2015 abbiamo stanziato 1,2 miliardi di euro in contributi, attivando investimenti per oltre 6 miliardi. Continueremo su questa strada per fornire strumenti adeguati alle piccole e microimprese, ha affermato il Marcato, che ha poi ribadito la volontà di ascoltare le istanze dal settore. 146 nuovi maestri artigiani, 146 professionisti che hanno la capacità di trasmettere alle nuove generazioni sapere, capacità e passione. Abbiamo voluto celebrarli oggi con una giornata dedicata a loro perché l'artigiano, la figura dell'artigiano è uno degli assi portanti della nostra grande economia. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.